Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, finalmente siamo tornati su Football Manager. Ho fatto una sessione praticamente da solo di 3 ore e mezza, tra mercato e tutto. Ho fatto anche la prima partita di Coppa Italia del secondo turno, vinta 3-1 con Livorno benissimo, con tripletta già di Cutrone, quindi Cutrone parte già a cannone. Perché io se voglio fare una cosa fatta bene, chiaramente non è che non c'è registrare col mercato, è tutto impossibile, anche le live su football, quantomeno nella carriera così sono impensabili con una squadra come il Venezia. Allora, siamo riusciti con un budget comunque non male, perché alla fine avevamo 6 milioni di euro tra cessioni, cioè, come si dice qualche cessione, come si dice, oddio, i bonus chiaramente della promozione, il Tacopina che comunque insomma ha bei soldini, e il Cume che chiaramente, come sapete, si mette sempre un piccolo bonus per, come si dice, cercare di rendere la stagione interessante, perché è chiaro che un gioco come Football Manager è difficilissimo farlo su YouTube perché è molto statico, e allora almeno fare un po' di mercato, perché sennò devo stare tipo 10 ore su una partita e i video, cioè la serie dura 52 anni. Siamo riusciti a fare una bella squadra e abbiamo avuto anche un colpo incredibile col Palermo che è retrocesso, e il suo procuratore incredibilmente mi ha offerto Ilemark. È stato l'acquisto più costoso perché anzi ho pagato 3 milioni, quindi proprio è stata una bella botta. E dopo ho preso dei giovani ragazzi, quindi la rosa non è molto cambiata in realtà, diciamo c'è il pezzo pregiato Ilemark che sicuramente è un acquisto bomba, però e anche diciamo i due prestiti non so male, però il riscatto è a 2-3 milioni. Certo che se dovessimo andare in Serie A le possibilità ci sono, anche perché, ripeto, il Venezia è una società che non sta male, Tacopina ha voglia di investire. Quindi vediamo un po' le tattiche. Allora abbiamo preso Plizzarri in porta, preso per pochissimo. Diciamo che è meno forte di Fachin, però lo voglio mettere subito in campo perché così mi può crescere. Poi Fofana, Bianchi rimasti, ho preso questo Riccardo Marchizza. Eccolo qua, un buon giovane, che ha già comunque dei parametri discreti, 19 anni. Ok. Dopo Garofalo sempre a sinistra, a quadro Ilemark Melegoni, Piantina, Capone, Cotrone, quindi cioè, praticamente sono cambiati il centrale, il portiere e il centrocampo, quindi 3 undicesimi, quasi niente. Poi ho preso come riserve Luca Pellegrini, il Pelle, eccolo qua, che comunque è già in salita, bene, è un 18enne, comunque abbiamo dei buoni preparatori ragazzi. Perfetto. C'è Luca Pellegrini, è un mancino, è un difensore sinistro, scusate, e comunque è più basso ancora di Garofalo, vabbè, il grande Garo. Poi ho preso come in prestito Agi della Fiorentina, questo è un bel giocatore, speriamo bene, ci ha lottato tanto, abbiamo fatto il riscatto a 3 milioni, vedremo. Modro è rimasto, Vitturini a destra, niente di che per un terzino. Preso da Pescara, questo qua del Valencia Primavera, un altro prestito, fissato 2 milioni, vorrei tenerlo, di HT, Sturak, e dopo ecco chiaramente mi sono pigliato, questi mettiamoli qua, mi sono pigliato Cacia, ma insomma è chiaro che sarà dura farò giocare, purtroppo solo due attaccanti, cioè, però d'altronde mi è arrivata l'occasione di dire Mark retrocesso, riprendiamo, sì, è stato un bel colpo, diciamo che il budget che avevo l'ho usato principalmente per confermare la squadra dalla Lega Pro, speriamo bene perché in Lega Pro un conto, sarebbe un'altra, però credo in questi giocatori, ci sono anche affezionato, e allora ho detto che sboccio, questo è lo zoccolo duro e andiamo, vabbè, calendario. Abbiamo vinto il secondo turno 3-1 con Livorno, adesso vediamo, siamo contro la Spezia, speriamo di fare un buon risultato. Abbiamo vinto anche la Supercoppa di Serie C, non l'ho registrata perché comunque è un trofeo, me l'hanno segnalato, ma insomma non è un trofeo molto importante. Niente, tutti vogliono in prestito Piantina, ma è incedibile Piantina. Quindi alla fine la squadra è praticamente quella della Lega Pro, solo con più Ilemark, il portiere in realtà
come parametri leggermente inferiore, però ha una potenziale migliore. Almeno secondo quello che mi dice lo stronzo là dell'osservatore. Quindi saremo a vedere. Tanto il cume beve perché siete. Ah, un'altra cosa è stato un miglioramento dello stadio, nel senso, non un gran miglioramento, però si è un po' ampliata le curve, le robe, da quello che ho capito. È una prima volta che mi succede anche perché ho usato poco le giocatori squadre di Serie B, sinceramente, quindi siamo all'Alberto Picco. Ok. Sistemiamo difensori senza fronzoli, ok. Il nostro piantina, perfetto. E vediamo. Speriamo bene, ragazzi. Questa partita secca. Vediamo come debuttiamo sul tubo. Vediamo un po'. Niente fai oggi. Va così, sono in condizioni abbastanza pietose tecnico-tattiche. Se 3 ore di mercato me l'ho devastata per trovare i giocatori, mamma mia. Perché alla fine ne ho trovati tanti, non sapevo che cazzo fare. Ok. Vediamo un po'. Che lo Spezia poi. Ok. Cominciamo con controllo, dai. Boh. Cazzo, in Serie A. Perché in Serie A è arrivato lo Spezia, dove c'è? Ok. E l'altra è il Frosinone. Ammazza, con la squadra di Serie A sarà molto dura. Rischiamo la retro. Rischiamo l'eliminazione. Vai Garofalo. Mamma mia che traversa del Garo. Gol! E subito! Marchizza Fioi. La seconda partita, grandissima. Vai a quadro. Cutrone. Capone. Capone palo, è andato via Francesco Deli, Baldanzazus, perché è il Baldanzone. Poi è andato via chi? Clemenza hanno riscattato, Di Gennaro hanno riscattato, Ivanone hanno riscattato, tanti se ne sono andati. Domizzi si è ritirato. Vai Garo, cazzo sarebbe bello vincere una squadra di Serie A però, eh. Vai Capone. Piantina, piantina! Poi mi tocca la Supercoppa di C. E che altro? Beh, nient'altro. Sì, beh, il capocannoniere, lo sapevamo, Cutrone, miglior giocatore, sempre Cutrone, e miglior giovane, Piantina. La Piantina, ragazzi. Siamo partiti bene alla Spezia, in questo campo, contro lo Spezia. Il primo tempo che fila via bene. Bisogna vedere in campionato però, Perché, ripeto, la squadra è sicuramente una buona squadra. Però bisogna vederla dopo il campionato di B, perché comunque è vero che ho vinto la Lega Pro, però quante battute d'arresto ci sono state, che il Bassano, il Padova e il Modena non si sono state rincoglionite, ma ho rischiato tante volte che l'aggancio, diciamo. Beh, qua va bene. Incoraggiamoli un po'. Vai a quadrone, chiudiamola, almeno andiamo sul 2-0. Garofalo! Segnano i difensori, ragazzi. Vai con un po' di cambi. Allora, Diacate prende il posto di Melegoni.
e me lo godo. Ok. Poi vorrei provare Agi per piantina. Vediamo Agi. E a sto punto mettiamo anche, siamo al 64esimo. Dai, la rischiamo. La rischiamo, speriamo di avere infortuni, se no rimaniamo in 10. Vediamo Cacia che per la categoria è un bomber di razza pura, è vecchiotto, però ho bisogno di un attaccante d'esperienza. Io non amo le rose lunghe se non ho coppe o altre robe, quindi una rosa giusta. Serve un cazzo avere rose lunghe. Bravi, dai ragazzi, andiamo a vincerla. Cacia. Capone. Garofalo, eccolo qua, l'asse veneziana. Lo zoccolo duro. Bravissimi, Cacia, Cacia, boom, fuori. Buono, buono. Ottimo 2-0 in fuori casa con una squadra di Serie A e godo, e godo, e godo. Siamo partiti bene, infatti nessuno ci dava possibilità, eravamo sfavoriti, fioi. Ok. Perfetto, il garo. Ok. Complimenti per l'ultima partita. Ma che palle. Quando fanno così mi fanno girare i coglioni. Vabbè raga, come primo video chiudiamo qua, chiaramente per la presentazione della Serie B. Spero che possa piacere la squadra, ho cercato di fare il possibile per fare una squadra divertente e tutto. Non ho fatto molti acquisti, ho preferito puntare sulla occasione d'oro di avere un centrocampista forte come Ilemark. La squadra è sempre la stessa, con qualche innesto, più ripeto, il porco di Ilemark. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!